I vacanzieri che tornano dall'estero continuano a essere un vettore importante di diffusione del coronavirus in questo scorcio d'agosto. Lo conferma anche il presidente Luca Zaia. La partita importante delle vacanze sta pesando. Se voi andate a vedere il dato di Treviso, che ne ha, se non ricordo male, 72, giusto? Dei 119, vi dico che noi ne abbiamo recuperati 35 e sono tutti turisti che provengono dalla Croazia, in una giornata solo. Io non voglio diffondere allarmismo, però vi dico che oggi il tema vacanzieri è un tema che pesa, perché trovarsi a Treviso 35 persone che non si conoscono tra di loro, che vengono tutte dalla Croazia e sono tutte positive, capite che ci dà un indicatore non da poco, che è un indicatore importante. I controlli test hanno portato a un numero di persone in isolamento domiciliare che è quasi il doppio rispetto a 3 mesi fa. In isolamento il 18 maggio avevamo 3.870 persone, oggi ne abbiamo 6.565. Anche qui, se vedete, questo numero è sostanzialmente quasi doppio rispetto a 90 giorni fa. Qui si è accelerato molto con la macchina della sanità pubblica, nel senso che noi mettiamo in isolamento persone che non sono solo i contatti ultra stretti, cioè i familiari e gli amici, ma si va a fare anche una ricerca con contact tracing molto più importante rispetto al passato. Il presidente Zaia annuncia intanto l'avvio in Veneto di 96.000 test per un maxi screening per il personale docente e non docente, su indicazione del Ministero della Pubblica Istruzione, per consentire l'avvio dell'anno scolastico. Gli screening saranno eseguiti con il test sierologico Pungidito.